tutti, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto ad Un Sorriso in Più Family. Oggi stavo pensando di proporvi un po' di esercizi un po' mirati e specifici per le nostre spalle, queste due belle spalle che tutto il giorno sono in continuo movimento e ci aiutano tantissimo perché per ogni attività della vita quotidiana che facciamo si muovono e ci aiutano tantissimo. Allora, per primo, non so se vi ricordate che c'è un esercizio che a me piace tantissimo, che è quello di lavarci le mani, no? Così iniziamo a scaldare un pochettino anche le nostre mani, poi andiamo a massaggiare il nostro gomito da una parte e poi dall'altra e saliamo alle nostre spalle, che sono le nostre protagoniste di oggi, e ci facciamo un bel massaggino da una parte poi dall'altro, bene qua dietro dove a me fa un po' male, ecco, un bel massaggino da una parte poi dall'altra. Potete prendervi tutto il tempo che volete, da questa parte, ecco, bene, qui sul collo scendiamo, ecco, e benissimo, già mi sento un po' più in forma. Questo si chiama un piccolo riscaldamento. Questo esercizio è molto carino. Allora, quando abbiamo finito di mangiare, di far colazione, abbiamo sparecchiato, abbiamo preso il caffè, ci troviamo sopra il tavolo, ecco, questo è il momento più bello di fare questo esercizio che vi propongo subito. Allora, mettiamo le mani sopra il tavolo e poi utilizziamo il nostro corpo portandolo in avanti, lasciando scivolare le nostre mani, le nostre braccia in avanti fin dove riusciamo, in questo modo, in modo lento e rilassato, e poi torniamo indietro. Bellissimo. Perciò utilizziamo il movimento del nostro corpo per fare un movimento alle spalle. Torniamo di nuovo, andiamo in avanti, il nostro corpo va in avanti il più che possiamo e poi indietro. Veramente stiamo facendo un movimento importante delle nostre spalle. Adesso vi faccio vedere bene. Andiamo di nuovo in avanti, perché se io da questa posizione vado su, guardate il movimento che ho fatto alle spalle, praticamente li ho portati su, però non utilizzando la forza muscolare della muscolatura propria della spalla, se no, diciamo, aiutandomi con il movimento del tronco del nostro corpo. E indietro, è bellissimo, e ognuno fa quello che riesce a fare. Magari se ha qualche limitazione, allora fa solamente fin dove riesce. Magari riesce solamente con un braccio, riesce meglio rispetto all'altro, allora proviamo a farlo con un braccio, ecco. Magari con l'altro si riesce di meno, allora si fa con l'altro e si fa solamente fin dove si riesce, però l'importante è che non ci sia dolori. Allora vi propongo un altro movimento molto bello, sempre con questo stile, con questo metodo. Allora, facciamo un cerchio, disegniamo un cerchio, ecco, in questo modo, sempre andando col nostro corpo ad aiutare il movimento della spalla. Ecco, in questo modo. Qui muoviamo molto di più noi la spalla rispetto al nostro corpo, però è un movimento che, visto che l'avambraccio è appoggiato a una superficie, viene facilitato questo movimento. Possiamo anche utilizzare un estracetto e farlo in questo modo. Se vi concentrate sulla spalla, notate che
si muove in modo veramente importante. Poi torniamo indietro, facciamo il cerchio dall'altra parte. Ecco, adesso contiamo 5 volte. 1, 2, 3. Io sono sicura che vi aiuterà tantissimo questi movimenti che vi sto proponendo. E come sempre mi dimentico quante sono. 5. Adesso andiamo con l'altro braccio, con l'altra spalla. Andiamo a fare un bel cerchio. Ecco, 1. Allora, se non riusciamo a fare un cerchio bello grande, facciamo uno più piccolo. Però è importante muovere la spalla, no? Per esempio adesso questo è più piccolo. Ecco, adesso lo faccio più grande perché io riesco a farlo più grande, però voi cercate di fare nel migliore dei modi. Ecco, adesso torno indietro e lo faccio in questo senso. È bellissimo, è bellissimo, fatelo. E se non avete voglia di contare, non contate, fatelo, fatelo, fatelo. Intanto che guardate la televisione, intanto che chiacchierate, insomma, l'importante è muoverci. Allora, logicamente, non con questo vuol dire che il primo giorno che iniziamo a fare questi esercizi stiamo lì tanto tempo, no? Iniziamo facendo magari 5 movimenti per esercizi e poi man mano andiamo aumentando. Però io sono molto 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 sicura che sarà di grande aiuto. Ho girato la sedia in modo di trovarmi in questa posizione perché vi proporrò adesso un altro esercizio ugualmente importante però molto impegnativo perché il movimento verso l'esterno è diciamo un po' di avere tanta tensione, perciò prima fate quelli che vi ho proposto, poi se ve la sentite, se diciamo notate che non vi dà fastidio potete fare anche questo che consiste lo stesso delle altre esercizi, no? Che utilizziamo il movimento del nostro corpo per muovere la spalla, però in questo modo la muoviamo aprendo il nostro braccio, la nostra spalla verso fuori, facendo il movimento verso l'esterno. Allora, appoggiamo il nostro avambraccio e giochiamo un po' col movimento del nostro corpo in questo modo, verso l'esterno e poi di nuovo torniamo alla posizione iniziale. Andiamo di nuovo all'esterno. Io sono rimasta con questo, con questo tessuto sotto che si può fare con o senza. Andiamo fuori, poi dentro e lo possiamo fare anche con il gomito dritto in questo modo, come per voi sia più facile. E come vi ho fatto vedere con l'esercizio iniziale, qui stiamo facendo questo movimento, no? E stiamo ampliando e stiamo facendo un po' di arco di mobilità alla nostra spalla. Andiamo e poi torniamo. Ripeto, possiamo fare col gomito dritto o col gomito piegato e possiamo farlo liberamente o utilizzando diciamo una stoffa, qualcosa che ci faciliti il movimento. E riposiamo. Per fare l'esercizio con l'altro braccio io mi sono spostata davanti, diciamo di fronte a dove ero prima, così perlomeno non vi davo la schiena. Allora iniziamo, andiamo, spostiamo il nostro corpo lateralmente e torniamo. Facciamo 1, di nuovo, 2,
Facciamo 3 col gomito piegato, 3, e poi facciamo 3 col gomito dritto, in questo modo. 1, 2, e 3. E riposiamo. Allora, in piedi, ci alziamo dalla sedia e andiamo davanti a una parete, a un muro liscio. Allora, ci mettiamo in piedi, stabili, apriamo un pochettino le gambe. Allora, mano destra qui davanti, gomito piegato e iniziamo a salire, aiutandoci con le dita. Andiamo su fin dove riusciamo. Andiamo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su e scendiamo scivolando e non lasciando la cadera, scivolando lentamente. Com'è? Bello, vero? Andiamo di nuovo su, 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 fin dove riusciamo, E magari potete dire, ok, oggi sono arrivata fino qua e andiamo giù. Al pomeriggio lo fate di nuovo e poi vedrete che dopo un po' di tempo, qualche giorno, qualche settimana, allora vedrete che se siete veramente bravi a fare gli esercizi che vi sto proponendo per la spalla, riuscite ad arrivare un pochettino più su e poi giù. Io chiacchiero e chiacchiero, per intanto dobbiamo fare gli esercizi e come solito mi dimentico sempre di contare quante volte abbiamo fatto. Allora, proviamo a fare di nuovo, camminiamo, 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 camminiamo il più che possiamo, andiamo giù, facciamolo di nuovo, aiutandoci una bella passeggiata con le dita. Giù, scivolando, ancora uno perché è troppo bello, andiamo su, andiamo su, 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 su e scivoliamo. Ecco, adesso cambio di mano, di nuovo, andiamo su, e scivoliamo. Ecco, qui metto in mostra i colori della mia bandiera colombiana. Il mio braccialettino con i colori della mia bandiera che porto sempre nel mio cuore, non solo lì. Ecco, giù, 2, andiamo su, 3, facciamolo 4 volte per oggi. Andiamo su, e riposiamo. Allora cambio di posizione e mi metto così, vi do la schiena, però voglio lavorare prima con il mio braccio destro che è stato quello con cui ho lavorato prima e facciamo lo stesso, ecco, però da questa posizione. È un po' più difficile, come con l'esercizio precedente che vi ho detto che diciamo portando il braccio in alto laterale è più difficile, perciò mi raccomando, state molto molto attenti a questo. Piuttosto fate solo quello di fronte, questo lo lasciate per ultimo o dopo qualche giorno che siete un pochettino più allenati. E sono 2,
pochino più giù, e 4. E giù. Adesso con l'altro braccio, col sinistro, uguale. Andiamo su. 1, cercando di stare bene laterale, di fronte, però di fare il movimento il più laterale possibile. 2, 3, 4 e riposiamo. Io sono felicissima di avervi proposto oggi questi esercizi che secondo me sono molto utili e ci aiutano a essere sempre in forma. Allora, mi raccomando, fateli, sentite, ascoltate il vostro corpo, le vostre articolazioni, che loro ti dicono sempre fin dove riuscite a muovervi e quante ripetizioni dovete fare un attimino. Iniziate sempre con 4, con 5 e poi man mano aumentate anche la grandezza del movimento, l'ampiezza del movimento, no? Però l'importante è farli. Ecco, adesso non mi resta che salutarvi e mandarvi un abbraccio fortissimo, fortissimo e augurarvi tante cose belle e mandarles un beso. Alla prossima, ciao y muchas gracias.